Una comunità senza memoria è una comunità senza storia e Regina di cose da raccontare ne ha tante. Buonasera Regina, auguri. Grazie. Regina, cosa si ricorda di quando era bambina e di quando poi è diventata signorina? Ricordo che andavo a scuola con i miei compagni. Si diceva della maestra, ti diceva, Regina, devi imparare questa poesia perché devi saperla per domani a memoria. Signora maestra, non so se sono capace di ricordarmela, di impararla per domani mattina. Bene, stai attenta intanto, devi imparare domani o dopodomani, devi saperla dire. E poi purtroppo è arrivata la seconda guerra mondiale e sono arrivati anche i tedeschi. Sì, i tedeschi, sì, ma mi ricordo questa guerra. Era piccolo quando è stata l'ultima guerra. L'ultima guerra è stata del 40. Sì, dai 40 ai 45. Sì, mi sono nata del 19. Perciò aveva 20 anni, insomma. Ah, sì, insomma, lei era triste perché gli uomini, papà e mamma, il papà era via in guerra e la mamma era a casa con 3 figli, c'era 5 fratelli e c'era a casa tutti insieme con lei. E si viveva a stento perché allora era povertà, era poco da mangiare, si mangiava pasta e fagioli quasi tutti i giorni se si voleva a vivere, se no non c'era altro. Sì. Io ho visto delle foto, suo marito era un bell'uomo. Sì, sì, era un bell'uomo mio marito, era un bell'uomo, bel biondo. Insomma sono contenta perché tutti mi vogliono bene. Non credevo arrivare a questa età, sicuro, non pensavo arrivare a 100 anni. Pensavo sì, ma no, a lungo così. Ho vissuto qua con i miei familiari, mi hanno voluto tutti bene, mi hanno lavorato, mi hanno curato che stavo male, mi hanno fatto tutto quello che dovevano fare. E ora posso ringraziarli di tutto cuore, tutti i miei genitori, i miei parenti, i miei figli, i miei signore. Regina, e questo bel locale qui, è stata lei a cominciare l'attività a far da mangiare? Sì, del 67. Era una stalla, no, qua era cortile, era vivi qua, era una stalla sul fondo. Ma lei aveva passione di far da mangiare? Sì, sì, ho sempre vissuto con mio marito, sempre stato gentile mio marito, sì, mi ha sempre voluto bene. E poi anche il lavoro nei campi? Il lavoro nei campi, sì, prima lavoravo nei campi, avevo messo su queste attività qua, un po' di pane e formaggio, ho tirato tanta gente, che anche domenica, sabato sera, sono venuti da Treviso a vedere se ero ancora in vita. Una cosa, Regina, cosa si sente di dire ai giovani adesso, quelli che hanno 20 anni, così che hanno la vita davanti, Sì. Cosa si sente di dirgli a questi giovani? Ma adesso le altre gente, una volta era più fraternità, c'era più fratellanza, una volta adesso invece non è più come una volta. Ma insomma, deve accontentarsi come che nel mondo. Regina, noi gli facciamo tanti auguri a nome di tutti i lettori del quotidiano Le Piave e è stato un onore e un piacere intervistarla, grazie. Grazie tante, grazie.